Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 12 settembre e do il buongiorno anche a Francesco, ben trovato Fra. Buongiorno a tutti. Tra l'altro ci siamo dimenticati, anzi io mi sono dimenticato, ieri era puntata numero 50. Esatto, come i tuoi anni prossimi, futuri e quindi prossimi futuri, non ho detto adesso, quest'anno, domani. Tra l'altro Prossimi. ho già letto il primo commento e vorrei evitare di leggerlo. Grande Ste. Il mio braccio armato dentro la chat. Dentro la chat. La chat degli abbonati. C'è la novità, abbiamo creato anche il topic Torres, quindi Ottimo. su richiesta, quindi comunque Ottimo. si allargano i topic all'interno del gruppo Telegram, quindi vi invitiamo ad abbonarvi. La base 0,99, ricordiamo, aperto il mercato Fanta 131 con 5 cambi solo e esclusivamente per gli abbonati, quindi semplicemente abbonatevi al canale, oltre a supportare ovviamente il canale avrete anche la possibilità, canale Telegram, mercato sul Fantacalcio e giovedì anche valutazione rosa solo e esclusivamente per gli abbonati, anche se la live sarà aperta ovviamente a tutti. Buondì anche a Faccio, ben trovato, benvenuto Roberto. Davide dice, meno male che l'ultima sosta pre-nazionale per quest'anno non passa mai. Tra l'altro, news di ieri notte, Anghissà si è fermato. Quindi rischio infortuni anche per Anghissà, che insomma ha fatto 4 gol. Diciamo che ma sì, tanto. è una bella notizia. Sì. Non ce l'hai, vero? Che cosa? Anghissà. Anghissà no. Infatti, stavo pensando però di poterlo prendere. Ma vabbè, poi alla fine... no, magari niente di eclatante, magari solo un affaticamento. Buongiorno vabbè, anche però. ad Alfio, Violetta, ben trovati. Non fa comunque piacere, E buongiorno Sergio, grazie mille. Ah beh, questo sicuramente è l'ennesimo infortunio, insomma, tostissima. Come avete scelto i colori sociali di 131? Direttore. Ma in realtà, vabbè, a parte che mi stai riportando indietro di tanto tempo, 7 anni pieni. Vabbè, io adoro il verde, come si può vedere anche sotto la maglietta che indosso sotto la felpa, quindi sicuramente doveva esserci il verde, poi bianco e nero per una questione meramente grafica, perché poi si possono utilizzare sia appunto con sfondo bianco o con sfondo nero, cambiando chiaramente il colore dominante. E quindi così, molto semplice. Io ho scelto il verde fondamentalmente. Però col green screen il verde non va bene. Quindi, perché in quel momento avevamo anche una redazione fisica in cui non c'era bisogno di green screen e quindi avevamo il nostro bel muro grigio dietro per fare le dirette, ma all'epoca facevamo poche dirette ancora. Ma stiamo parlando veramente di... e le geologiche fa. Sì. Il tempo passa, Luca Di Leonardo andava ancora in bicicletta con le rotelle, per capirci, quindi insomma. Vabbè, per capire veramente quando ci stiamo spostando. Vabbè, lui faceva già il giornalista e io andavo con la bicicletta a rotelle. Quindi bisogna capire l'età tra i due, chi è reale e chi è fallico. No, ma andavi con la bicicletta a rotelle nonostante la tua età reale. Maggiorenne, così andavo a scuola. Esatto. Mobilità sostenibile si dice in questi casi.
alla grande. Va bene. Abbiamo già il primo ospite. Abbiamo il primo ospite perché oggi, come dicevamo ieri sera abbiamo spoilerato durante la puntata bella speciale location di Aperitore, una location non da poco, con vista diretta sullo stadio Vallnissana di Sassari durante l'allenamento della Torres. Abbiamo detto che abbiamo parlato di volley e di calcio e quindi introduciamo il primo ospite, ovvero Marco Tiddia. Facciamo vedere, entriamo. Eccoci Eccolo qua. Ciao Marco. Buongiorno, Marco. Ben trovato. Forse non ci sente. Ciao Marco. Ciao Marco, non ci senti? Non ci sente? Vediamo un po'. Facciamolo rientrare. Esatto, aspetta che gli scrivo. Sì, esatto, che magari eravamo abbassati in una finestra sicuramente mentre lui stava lavorando. Sicuro. Classico. Dicevamo, Marco, storico palleggiatore della pallavolo sala, della pallavolo cagliaritana, comunque del sud Sardegna, soprattutto una grande esperienza in tante squadre, in tutte le principali squadre fondamentalmente della Sardegna meridionale, reduce dalla vittoria nel mondiale veterani, ci spiegherà con la maglia dell'Italia. Insomma, è un personaggio con cui sicuramente una persona, ovviamente personaggio con cui si può parlare veramente di pallavolo. Io sono molto curioso perché lui ha fatto parte della pallavolo Cagliari negli anni d'oro della pallavolo Cagliari, quando io ero un ragazzo e insomma, chiaramente empatizzavo tanto per la squadra della mia città, e quindi gli chiederemo un pochettino anche di aneddoti su quel periodo. Vediamo se c'è. Fammi un ok, Marco, se ci sei, se ci senti. Non ci sente? Vedo che scuote la testa. Quindi. Sì. Però era perfetto il collega. Proviamo? Marco, ci sei? Ci senti? No. Niente. No. Vabbè. Vedere lo vediamo, quindi già questo vediamo perfettamente. È una cosa importante. È già vabbè, tanto gli ho scritto, quindi nel caso insomma quando ci leggerà. Esatto. Traccata dice per sentirti sempre giovane fondamentalmente, esatto. No? Io non vado in bici probabilmente da metà dei miei anni non vado in bici, forse anche di più. Anche che l'ultima volta che sono andato ho avuto... sì. Ne ho 48, 24... Io ho 24 anni, forse anche di più, forse a 18 anni l'ultima volta sono andato in bici. Perché sono andato in bici l'ultima volta e il giorno dopo avevo un dolore atroce dietro. Atroce, quindi ho detto mai dietro non voglio sapere dove, dietro ho detto dietro. No, dietro potrebbe essere anche qui, cioè... Esatto, la cervicale. Appunto. Non necessariamente vuol dire posti strani, ecco. Vabbè, la bicicletta è una grande cosa. Io quando ero più magro, quando avevo più tempo soprattutto, ho fatto molti chilometri ed è una cosa veramente, è un'attività che consiglio a chi ha ovviamente tempo a disposizione, perché chi non ce l'ha il problema è quello, bisogna sempre trovarlo, però è qualcosa che ti dà la possibilità di, insomma, di vedere tanti posti, di staccare un po' con la testa dai pensieri, no? Dai pensieri brutti spesso, per cui insomma è chiaramente un bel passatempo. Poi in Sardegna va detto che il tempo è anche abbastanza clemente, possiamo dire. Clemente, tendenzialmente, per esempio oggi. Guarda, stamattina è una giornata clamorosa. Qui si sta benissimo. Ok, io sono andato a accompagnare mia madre a fare una visita, sono passato in Viale Poetto, vedevi solo persone che correvano e li ho invidiati tantissimo perché io odio la bici, odio correre, quindi a posto. Però mi piace giocare a calcetto, attenzione. Quello quindi sì. Corro dietro un pallone, questo sì. Dovrei andare a correre con un pallone, stile Olli e Benji. Ti ricordi Olli? L'hai visto Olli? Sì. L'hai visto Olli? No. Solo tu. Quando correva col pallone, il mio migliore amico è il pallone. Ecco, esatto.
discorsi sociologici importanti che andrebbero affrontati, ma non in questo momento. Un giorno faremo Non speciale Oli e certamente, Benji. non certamente in questo momento. Proviamo a vedere se c'è Ci Marco, proviamo? perché non mi ha risposto, però. Vediamo. Marco, ci sei? Ci senti? Niente. No. Nulla. Ciao, non mi eccoci. sento però. Non Tu ci non senti? ci senti. Ok. Probabilmente. Prova a uscire e rientrare. Vediamo un po'. No, ora non ti sentiamo neanche noi. No. Prova a togliere le cuffie. Ma è a lavoro, sicuramente non può togliere le cuffie. Ci senti? No. Mi sentite ora? Noi ti sentiamo, tu ci senti? Perfetto, vi sento, scusate. Meraviglioso. Spettacolare. Benvenuto Marco, ti abbiamo già presentato prima, quando in realtà tu non ci sentivi e forse non ci vedevi, ma insomma, abbiamo già detto palleggiatore della pallavolo, forse il giocatore forse più esperto, non volermene, ecco, da quel punto di vista. Però, più anziano, lo puoi dire. No, anziano no. Che ancora giochi, nonostante abbia l'età di Luca Di Leonardo, tra l'altro. Esatto, siamo coetanei. 77. Bene, 77, sì. Esatto. Mitico anno. No, però al di là di questo, Marco, si diceva prima, hai attraversato tutta una serie di... Forse l'età d'oro della pallavolo maschile isolana, possiamo dirlo, senza stare lì a essere né nostalgici né troppo tranchant nei giudizi, però insomma i tempi della pallavolo Cagliari e non soltanto, di tutte quelle squadre, quando c'era un tempo, si diceva col collega e amico Nando Mura, quando c'era Mamma Regione, no? Fra esempio, Luca, non mettere il sottopancia, ok? Diceva, quando c'era Mamma Regione che in qualche modo aiutava anche lo sport sardo, no? Per le trasferte e per altro. Ecco Marco, ti chiedo oggi, chiaramente a distanza di tanti anni, intanto cos'è che ti fa ancora giocare ogni fine settimana, che ti porta, nonostante una vita già ricca di impegni, a continuare a fare sport agonistico? Perché non è banale come cosa. No, non è banale. La risposta è molto semplice, è il divertimento. Nel senso che mi diverto ancora. Quindi nel momento in cui ho provato, forse un anno sono stato fermo a trovare altre attività, dalla classica palestra o altre attività sportive, non avevo lo stesso dolore allo stomaco, fastidio allo stomaco, quindi non mi soddisfava. Alla fine ho riprovato a rimettermi in gioco e vedo che mi piace ancora. Fino a quando il fisico regge, e poi alla fine anche quello è importante, lo faccio volentieri. Quest'anno poi lavoro anche tra Cagliari e Roma, quindi ho un impegno anche diverso, però lo faccio volentieri. Ecco, prima di parlare, perché io ho 1000 domande ovviamente sulla pallavolo Cagliari, sulla Tiscali, all'epoca si chiamava Tiscali Cagliari, insomma, perché mi riporta a quando ero più ragazzo e più giovane. Una delle ultime cose che hai fatto è appunto questa... i modelli master o veterani, insomma, che dir si voglia, avete vinto l'oro con la nazionale italiana. È comunque qualcosa di molto particolare, perché sono manifestazioni che forse negli altri sport spesso non hanno neanche questa visibilità. Sì, esatto, è stato per me stranissimo perché comunque negli ultimi forse 20 anni io ho giocato sempre con persone molto più giovani rispetto a me. Cioè quest'anno ho ragazzini che potrebbero essere tranquillamente i miei figli come compagni di squadra, nel 2005-2006. Invece là ero il più piccolo. Nel gruppo over 45 ero il più piccolo, quindi è stato strano inserirmi in un gruppo di persone che hanno giocato tanti anni a pallavolo a livelli medio-alti e che hanno ancora voglia di divertirsi. Quindi considerando che c'era anche il gruppo over 55 e over 65, quindi per me è stato molto strano vedere questo contesto.
E quindi, eri tra i giovani fondamentalmente. Esatto, ero tra i giovani. Infatti mi sono sentito dire, alla tua età, cioè anche del gruppo dei ragazzi, quelli più grandi, come la mia età. Allora, prossima volta portate anche Luca Di Leonardo, perché ha bisogno anche di sentirsi giovane in questi eventi. No, scusa, è una battuta che noi dal primo giorno stiamo giocando sull'età di Luca, ma oggi siete in 2 contro 1, quindi esatto, quindi oggi sono in minoranza. Oggi sono in minoranza. E quindi è stato bello confrontarsi con altre nazioni, quindi Argentina, Slovacchia, Polonia, Norvegia, tutte persone, ripeto, adulte che comunque vivono ancora lo sport come momento anche di aggregazione, di divertimento, quindi è stato molto molto bello. Assolutamente sì. Luca, non so se hai già qualche domanda. No, io volevo chiedere proprio sul discorso allenamento, nel senso che tu comunque giochi, sono comunque gli acciacchi, quello c'è poco da dire, però come ti organizzi con gli allenamenti? 20 anni gli acciacchi, quindi. Esatto, no, però poi aumentano, ti do questa notizia, già aumentano sempre di più. Lo so bene, guarda, lo so bene. C'è questa triste notizia. Come ti alleni e soprattutto non sempre magari riuscirai ad allenarti, perché se tra Cagliari e Roma non sempre riuscirai ad allenarti, è la settimana in cui ti alleni meno. È peggio nella partita, soprattutto il post partita, come cerchi anche di recuperare? Ecco, questa è anche una domanda personale da chi è comunque professionista, e capire un po' qual è la situazione. Vuole consigli, Luca, fondamentalmente. Allora, hai toccato il punto. Sì, hai toccato però il punto esatto, che è il recupero. La differenza tra magari 20 anni fa e oggi non è solo la qualità di allenamento, la durata, ma è il post. Quindi magari prima, dopo la partita, la domenica mattina ero bello fresco e tranquillo, adesso la domenica diciamo che è una giornata di decompressione, quindi dove comunque devo riposarmi, perché dopo la partita del sabato comunque non è semplice. Io mi alleno sempre il lunedì e il venerdì, perché a Roma sono dal martedì al giovedì più o meno. Faccio comunque anche delle sedute di pesi, riesco a farle anche qua a Roma, perché comunque sotto l'ufficio dell'azienda c'è la palestra, quindi comunque riesco a fare anche i pochi esercizi che mi servono per mantenimento. Sicuramente le mie prestazioni a livello fisico non è che possono migliorare ormai, però sicuramente devo prevenire, quindi che sono tutti quelli che possono essere gli infortuni, quindi gambe, schiena, eccetera. Dal punto di vista degli infortuni sono a livello fisico abbastanza fortunato, perché tranne i polpacci che purtroppo li sono strappati negli anni, però non essendo mai stato un giocatore di grandi doti fisiche, nel corso degli anni non sono mai stato, diciamo, legato a grandi prestazioni fisiche, e quindi ho solo mantenuto e cercato appunto di prevenire. Tutto qua. Perfetto. E poi soprattutto ricordiamo palleggiatore, quindi tendenzialmente si usa più questa, no? Ma senza essere per quanto ormai i palleggiatori di altissimo livello sono stratosferici a livello fisico, però ovviamente nella realtà mia diciamo che riesco con questo fisico a mantenere, ecco. Allora, stiamo vedendo un po' di foto che ci hai inviato, Marco. Allora, questa è chiaramente la vittoria di cui si parlava prima, no? Del mondiale Master a Benidorm, quindi Benidorm in Spagna. Sì. Questa invece è la vittoria tornando in Sardegna. Questa l'anno scorso, esatto, con Gabri e Sisco, miei compagni storici con cui ho giocato. Con Sisco avevo giocato 10 anni prima a San Roque, e con Gabri, vabbè, tanti anni assieme al Cagliari, Serie A e anche altre squadre. Sì. Esatto, con la maglia del Vega. Dell'anno scorso abbiamo vinto il campionato con 0 sconfitte. Esatto, poi andiamo avanti. Questo invece è il 10° l'anno prima, esatto. Alessio Caria, che salutiamo perché è passato anche da 131, il buon Alessio. Sì. Tanta gioia qua. Sì, quell'annata lo stesso è stata bellissima, perché poi abbiamo riportato 10° in B dopo tantissimi anni. Tra l'altro io avevo fatto la promozione dalla B2 alla B1 a 10° 20 anni prima, è stato un bellissimo momento, quindi anche qua con 0 sconfitte.
Ancora un'altra, se non sbaglio, ce n'è inviato. Eccola qua, è questa. Questo è il momento, Amarcord. Questo è il momento Amarcord, il mio numero 15. Sì, qua a San Paolo, l'oratorio di Piazza Giovanni, credo che sia 91 o 92, quindi avevo 14 anni, era proprio gli inizi del mio sport. Avevo appena iniziato, ho iniziato nell'89, però questo era già il primo anno di Serie C, quindi sì. Quando tutti usavano le ASICS ai tempi. Esatto, le ASICS, quel modello si chiama Emit, mi ricordo ancora il modello di quelle scarpe. Perché quello era il periodo in cui appunto tutti vestivano ASICS, usavano ASICS nella pallavolo, sì, tutte le squadre era principali. l'unico brand. Sì. Esatto. E poi c'è l'ultima che ci fa da trade union con la prossima domanda che ti volevo fare, eccola qua, con Raul Diago alla Cagliari Pallavolo, tu un po' più giovane, lui già una leggenda di fatto poi della pallavolo lui era a fine mondiale, carriera. Esatto, che era venuto a Cagliari a concludere un po' la carriera. Raccontaci un po' di quegli anni, cioè intanto allora, quel momento è stato... arrivò, scusami, ti ho interrotto. no? Nelle prime Serie A2, poi per una stagione anche in A1, ma insomma fine anni 90, primi anni 2000 ci fu quella cavalcata importante. Sì, allora vabbè, il boom è stato dopo il mondiale del 90 dell'Italia, dove il movimento maschile ha iniziato a fare più numeri, e comunque in Sardegna c'erano, grazie anche ad allenatori come Nanni Bello, hanno creato comunque un bacino di giovani molto promettenti, Sant'Antioco, e quel gruppo poi è stato quello che ha vinto la Serie B a Cagliari e poi fatto il primo anno di Serie A nel 99-2000. Il momento di Diago, che era arrivato perché il primo palleggiatore finlandese si era fatto male, era stato un po' particolare perché lui ha vinto il premio come miglior palleggiatore alla World League del 99 e si diceva appunto che dovesse venire a Cagliari, nessuno ci credeva perché pensavano fosse una diceria. Invece quando lo vedemmo entrare al palazzetto è stato molto strano. Quando mi hanno detto Marco si riscalderà con te, che io facevo il secondo palleggiatore, è stato per me molto emozionante potermi riscaldare col miglior palleggiatore al mondo al momento. Quindi lo ricordo con molta emozione, sicuramente. Sì, tra l'altro, appunto, adesso mettiamo banalmente la pagina di Wikipedia di quella stagione, se ci riusciamo, ovviamente, perché ovviamente i potenti mezzi. Eccola qua. Eccoci qui. Allenatore Mirko Nekola o Nekola? Mirko Nekola, sì. Che ovviamente io mi ricordo Jerry Rinaldo perché quegli anni erano, ma anche Giacomo Scili, e poi c'era Cioccolac o Cocolac, che dir si voglia, che era la vostra, il vostro bomber fondamentalmente, perché essendo l'opposto, numero 10, quello che faceva un sacco di punti a partita, era un po' appunto quello che poi vabbè, da ragazzino quello che ti colpisce è sempre quello che fa più punti, no? Cioè, fondamentalmente, certo, lo schiacciatore, sì. Esatto, cioè, c'è poco da fare, cioè, adesso esatto. al netto di tutto. Com'era quello spogliatoio? Cioè, perché chiaramente hai detto bene quello che vi ha portato, no? A uscire un po' dal discorso di Serie B e iniziare ad affacciarvi al professionismo, al semiprofessionismo, chiaramente vedendo i nomi, sono tutti nomi comunque, o sardi come te, o comunque, no? Cioè giocatori giovani, era una squadra abbastanza nuova, ecco. Sì, la media d'età era molto bassa perché 99, Jerry del 77 come me, Giacomo del 76, quindi Paolo del 79, comunque era un gruppo abbastanza giovane. Considera che tutti gli italiani, tranne me, erano già del gruppo della Serie B, quindi la Serie B fortissima che ha vinto la Serie A e sono rimasti. Poi sono arrivati gli stranieri e io che ero a decimo quell'anno in prestito avevo vinto la Serie B a decimo. Quindi un gruppo molto affiatato di gente che si conosceva già tanto perché ha giocato tanti anni assieme e gli stranieri sono stati integrati benissimo. Poi questo c'è da dire, quando i ragazzi di altre squadre, di altre nazioni vengono a Cagliari raramente si trovano male. Proprio Cagliari, infatti molti o rimangono o acquistano casa, proprio fanno diventare la Sardegna come nuova dimora. E quindi sì, il gruppo era molto molto unito, ci siamo divertiti molto, ci siamo salvati quell'anno. Vi sentite ancora soprattutto magari con gli stranieri o comunque con
con chi magari Allora, non... io con non Gabriel è- mi sono sentito da poco perché al mondiale over 45 c'era un suo compagno di squadra della Slovacchia con cui abbiamo Ah, vinto la ecco. prima partita e quindi ci siamo sentiti, gli abbiamo mandato la foto. Sì, con Gabriel sì. Con Tero e Arto no, con loro mi sono un po' perso di vista, probabile magari qualche altro compagno si senta ancora. Ho capito. Invece andiamo all'anno successivo, cioè un paio d'anni successivi, ovvero il 2002-2003, se riusciamo anche qua a vederla sempre. Eccola. Eccoci qua. E io mi Sì. ricordo la coppia Soto-Oro era roba veramente Sì, sì, illegale. Lo possiamo dire? Lo esatto, possiamo sì, dire? bravissimo, A hai quei usato la parola livelli. giusta perché erano i top scorer di quel campionato, si sono alternati come rendimento durante l'anno, ma erano assolutamente gli stranieri più forti del campionato, per caratteristiche diverse, però sì, erano sicuramente i migliori. Infatti Ecco, poi come... Picchi eh. dopo è andato anche in Giappone, in Russia, Lucio lo stesso poi è arrivato anche a Cuneo, quindi sì, hanno diciamo preso diciamo, il lancio. Com'era cambiato, cioè anche la percezione della Cagliari Pallavolo in quel periodo? Cioè, abbiamo visto il primo anno che, tolto Raul Diago, che chiaramente abbiamo già detto tutto, comunque era una mosca bianca in qualche modo, no? Era la cosa Sì. particolarissima, anche se poi sappiamo, no, il discorso dei giocatori di pallavolo cubani, non solo in Italia, ma in tutto il resto del mondo, no? Sì. Però, cioè, lì Cagliari era diventata una realtà importante, tanto che poi ci Sì. fu la promozione poco dopo. Sì, Com'era l'anno cambiata anche dopo, la sì. percezione all'interno sia dello spogliatoio, ma in generale un po' del movimento sardo? Vabbè, negli anni, quindi dopo il primo anno del 99, ovviamente si è iniziata a creare anche più struttura. Ovviamente una squadra di Serie A non è solo i giocatori, ma serve tutto un contesto, quindi lavorare sempre nel settore giovanile, creare più appassionati, lavorare sul pubblico, lavorare sulla dirigenza. Quindi la società ha avuto sempre più struttura e questo ha permesso di fare le cose con qualità. Ovviamente anche la campagna acquisti. Nanni, all'epoca dirigente, ha portato in Italia Picchi e Lucio, che Picchi veniva dal Belgio, da Maaseik, dove comunque aveva fatto un campionato, era già stato notato, ma non era ancora la stella che poi è diventato a Cagliari negli anni successivi. Lucio lo stesso veniva dall'Argentina, era conosciuto, ma è esploso in Italia. Quindi anche là è stato un mix di azioni fatte su più fronti, che poi hanno permesso l'anno dopo poi di vincere la Serie A. Ricordiamo poi ovviamente la Pallavolo Cagliari qualche anno dopo fece l'unica stagione Esatto. in Serie A1 nel 2005-2006, vediamola anche questa formazione. Tra l'altro poi con alcuni giocatori, penso a Stocker che poi andò a Trento se non ricordo male, Sì, giusto? Cioè, esatto. chiaramente Sì, sì, sì. una squadra di livello mondiale, ovviamente, sia Mh-mh. allora che poi oggi. C'era un po' la sensazione, poi lo chiedo a te, da tecnico, cioè nel senso Mh-mh. da chi fa parte di quel mondo, all'epoca dell'essere troppo piccoli in un mondo gigantesco, no? In cui effettivamente poi lì c'è tra interessi, tra differenza di budget, cioè noi lo viviamo, Esatto. l'abbiamo vissuto spesso questo argomento, penso anche nel basket con la stessa Dinamo Sassari, che però alle spalle al Mh-mh. Banco di Sardegna, quindi comunque insomma ha detto di tutto, uno sponsor importante e tutto, però quel mordi e fuggi, no? Promosso e retrocesso in una stagione e poi dopo non c'è più stato quasi nulla a quei livelli, è come se ci sia, come se il paragone che mi viene in mente è quello di Icaro, no? Che vola troppo in alto e poi a un certo punto cade e finisce tutto. Non so se anche tu abbia questa impressione. Sì, quello che dicevamo prima, il prepararsi per fare la Serie A, la 2 ha un modo, per la 1 è un altro mondo. Un altro mondo perché nel resto d'Italia le società di A1 hanno alle spalle delle sponsorizzazioni molto forti. Per quanto la squadra che sia stata fatta
probabilmente ha raccolto meno di quello che poteva fare, perché comunque i nomi di questa rosa sono comunque palleggiatore Paolo Torre, Stoker, sempre Picchi che era passato in posto 4 come schiacciatore, però serviva sicuramente altro, perché la 1 era all'epoca probabilmente l'eccellenza anche a livello mondiale, quegli anni la 1 italiana aveva tutti i giocatori più forti del mondo, quindi adesso questo è un po' diverso, quindi magari quello ha impattato un pochettino, poi c'è stata la retrocessione, quindi ha impattato sicuramente l'anno, il fatto di non avere magari delle spalle coperte. Sì, perché poi il discorso è sempre quello. Luca, non so se hai domande. Sì, ci sono anche domande da parte dei nostri utenti. Salutiamo anche Magico Cagliari, grazie mille per il super sticker. Gianluca dice, grande Marco Tiddia, non ci ho mai capito nulla quando ci giocavo contro, smarcava i suoi compagni troppo velocemente. E dice poi il Fefe di Giorgi Sardo. E forse era anche un po' scarso Gianluca, Marco. Adesso non per toglierti dei meriti, ma conoscendo Gianluca, dico... Questo non lo so. No, e ti chiedo, un giorno io. vorrei allenare? Cioè c'è anche quest'idea? Dopo allora, è una domanda ovviamente. È una domanda che mi hanno fatto spesso, anzi qualcuno ogni tanto mi chiede di poter partecipare a qualche allenamento magari specifico per i palleggiatori. Non lo so perché da giocatore sono molto paziente, sono molto onesto in questo, non so se la stessa pazienza l'avrei da allenare, quindi non lo so. Magari più in ruolo dirigenziale, forse mi vedo più così. Come team manager, forse anche perché è un po' più affine al mio lavoro, però non lo so, magari un domani ci penserò. Anche perché hai ancora la mentalità da giocatore. Esatto, sì, pensavo che rispondessi così, come ci dice sempre Emerson, amico, quest'anno Alfoni Calcio, dice no, io continuo a pensare, alleno i ragazzini sì, però continuo a pensare da giocatore, quindi non penso a dover allenare i grandi, questo sicuramente... Sì. Poi anche ho massimo rispetto ancora da giocatore quando, ovviamente come hai detto prima, mi capita di avere ragazzi molto giovani, è ovvio che qualche consiglio lo do, però rispetto sempre il ruolo dell'allenatore, esatto, perché altrimenti poi troppe voci parlanti e l'allenatore con giocatori più esperti, non mi piace questa situazione, magari in alcuni contesti mi sento di dare qualche consiglio molto mirato, quello sì. C'è anche un'altra domanda di Nijolas. Buongiorno, io ai tempi ero nelle giovanili del Cagliari Pallavolo, una grande squadra capitanata da Carlo Durante, che abbiamo anche. Ok, sì, allora questa è una generazione più giovane, perché Carlo ci ha giocato assieme a San Roque, Carlo è dell'87, quindi parliamo già di 10 anni in meno rispetto a me, però sicuramente è sempre lo stesso contesto. No, allora Marco, chiaramente abbiamo parlato tanto di passato, ma parliamo di presente, ovviamente, perché il passato ci serve anche poi per fare in qualche modo il paragone col presente. Come sta la pallavolo sarda secondo te? Perché al netto di quello che è stato raggiunto in quegli anni, ricordiamo non solo con la Cagliari Pallavolo, ma penso anche all'Airone Tortolì, che anche lì si arrivò in A1 nazionale e comunque manca da quei tempi, sono passati davvero, davvero tanti anni, mi viene a dire troppi anni, perché poi il discorso è anche quello, vedendo poi come la storia dell'Ermea Olbia, oltre 10 anni in Serie A2 femminile, poi quest'estate importanti problemi economici che non hanno permesso di iscrivere nuovamente la squadra, e poi dall'altra parte c'è Alessia Orro, che è il picco, no? Totale a livello mondiale, visto che è stata votata anche MVP degli ultimi mondiali, medaglia d'oro oltre che mondiale anche alle Olimpiadi, e in tutto questo cosa c'è in mezzo? Perché è un range abbastanza ampio. Sì, in tutto questo sicuramente il movimento sta facendo crescere dei giovani, perché anche quest'anno in Serie C c'è qualche giovane interessante, qualche ragazzo è andato anche a giocare fuori del movimento regionale, diciamo, però le società adesso sono molto attente a far crescere i giovani, quindi è difficile anche far avvicinare i maschi alla pallavolo. Questo è sempre stato un problema generale, però secondo me in questi ultimi anni, dove c'è anche una parte di fitness, diciamo, che prima non c'era, dove comunque gli adolescenti si avvicinano anche prima di fare sport di squadra, che toglie ovviamente
spazio alla pallavolo, però si sta lavorando, società anche, ripeto, in Serie C, nel CUS Cagliari dove gioco, ci sono tanti giovani interessanti, in tutte le categorie, dagli under fino alla Serie D, Serie C e anche qualcuno in Serie A3, il decimo, il sesto, anche l'Olbia, quindi qualche società sta portando avanti un discorso appunto di far crescere. Ovviamente poi bisogna vedere anche dove, perché poi magari su tutte queste squadre, magari le persone che possono andare oltre la Serie B magari sono veramente poche. Però l'importante è che ci sia almeno la volontà di lavorare. La domanda è legata anche a un altro fatto, perché poi di solito quando parliamo in generale, non solo di volley o di basket, ma spesso anche di calcio, insomma, in Sardegna il grossissimo problema, ovviamente, come tu ben sai, sono le strutture, cioè un discorso che chiaramente incide in maniera pesante su tutto quello che poi è soprattutto l'investimento sul futuro, perché soprattutto, appunto, immagino che tu andando a giocare i mondiali master in Spagna probabilmente avrai visto una situazione un po' diversa sotto certi versi rispetto a quella italiana. Il problema delle strutture resta un problema fondamentale, secondo me, soprattutto, aggiungo, negli sport in cui si gioca al chiuso, perché Sì. già è difficile farlo all'aperto, al chiuso aggiungi in maniera esponenziale problemi potenziali, no? E quindi secondo te come si supera questo problema? Sì, anche questo è un punto molto, molto importante. Le strutture mancano, alcune sembrano non essere adatte per la pallavolo perché hanno soffitti molto bassi, i pavimenti durissimi. Tu hai citato i mondiali, io ho mandato un video ai ragazzi della squadra del palazzetto dove avevamo fatto le partite. Il video dura 5 minuti, io sto camminando all'interno dei campi. Praticamente c'era un campo gigante, come può essere tipo quello del palazzetto, e poi c'erano le tende, quelle movibili, e c'erano altri 3 campi. Quindi in contemporanea ci potevano essere 4 partite di pallavolo, ma con spazi molto grandi, e il pavimento tutto parquet, per dirti. Sì, sì. Stiamo parlando di Benidorm, non stiamo parlando di Milano, Stavo per dirlo Roma, io, ok? stavo per dirlo Ecco, io, cioè non quindi stai parlando della della capitale del capitale della volley. Spagna. Insomma, Esatto. Quindi sì, in Sardegna purtroppo c'è questo problema, ci sono poche strutture. Io ho la fortuna quest'anno di essere al CUS, che è probabilmente una delle strutture migliori, perché abbiamo 3 palestre attaccate, ovviamente sono milioni di attività, però sì, quello è limitante anche per far avvicinare i ragazzi allo sport, quindi anche quello secondo me ci dovrebbe essere un investimento maggiore. Anche l'Aquila ha fatto un bel investimento con la creazione adesso di un altro pallone a fianco al precedente, e quello sicuramente permette di avere più iscritti. Sì, torniamo al discorso di prima anche della Serie A, della struttura. Cioè, nel momento in cui si vuole crescere, bisogna crescere anche tutto attorno, non solamente Certo. sui ragazzi. Quindi certo. investimenti che poi portano a lungo termine a risultati. Marco, ti salutiamo. Hai parlato di CUS Cagliari, tu giochi nella squadra di Serie C. Com'è il movimento, cioè com'è il campionato di Serie C? Siete primi finora, quali sono le ambizioni? Uh-huh. Le ambizioni sicuramente non ci nascondiamo, è quello di arrivare al vertice del campionato. È un campionato tosto, ci sono almeno 4-5 squadre che possono avere ambizione, quindi noi abbiamo una rosa molto, molto bella, ok, diciamo così, nel senso che abbiamo 12 giocatori che potrebbero giocare tranquillamente titolari in Serie C, e questo secondo me è un fattore molto importante per un obiettivo di questo tipo. Marco, davvero grazie per essere Grazie stato a con Grazie a noi. voi. Marco Tiddia, palleggiatore del Cuscaglia, appunto squadra di Serie C, ma campione mondiale master, possiamo dire? In Diciamolo. maniera senza Ci sta. tema di Ci smentita, sta. come si suol Grande. dire. Salutiamo anche tuo fratello, perché è grazie a tuo fratello che abbiamo riscoperto la tua storia, almeno io personalmente, poi in realtà all'interno della redazione chi si occupa di volley ovviamente ti conosceva bene bene bene. Io ho dovuto ricollegare appunto ai tempi d'oro, ma mi faceva veramente molto piacere averti qui con noi ospite. Quindi grazie davvero a Marco Tiddia, ci sentiamo Grazie a voi. presto. E un Grazie, abbraccio. A Marco. presto, Ciao Buon ciao. Marco. lavoro. Grazie, ciao. Ciao ciao. Perfetto. Allora ci Eccoci portiamo Luke. subito al nuovo ospite.
un ben trovato. Oggi comunque sono in minoranza totale, perché sì. prima 2 del 77 insieme e adesso 2 Luca. Cioè io veramente non so più come fare. Ciao Luca. Luca Cepitelli, per tipo l'unica persona che non sapesse con chi stiamo parlando stamattina. Guarda, Come stai, Luca? Anche il sottopancia, così siamo perfetti. Tutto bene, va veramente tutto bene, grazie. Voi? Tutto bene, assolutamente. Allora, LDL 1025, oggi andiamo, ti chiamerò così per non confonderti con Luca. il vero Luca di oggi. Ci sta, non me ne vorrai però, anche se me ne vorrai è uguale. E poi rividio l'età, quindi assolutamente alla grande. E anche, comunque ti vedo sempre perfetto, sei sempre più che riconoscibile. Anche tu hai fatto un patto col diavolo, sì. Mi sto tenendo bene, speriamo che duri, guarda, mi viene a dire questo. Speriamo di non avere un tracollo improvviso. Alla grande. Come stai per il resto? Insomma, com'è questo nuovo passaggio? Quali sono un po' le prospettive e quanto ti manca il campo? E questa è Guarda, no, sto molto bene, perché è stato un passaggio, seppur pur sempre brusco, quando fai questa scelta di abbandonare il calcio giocato. È sempre una scelta molto, molto dura, molto drastica. Alla fine è quello che mi ha accompagnato per tutta la vita, quindi non è stata facile, però l'ho presa, credo, nella maniera giusta, ponderandola abbastanza. Sono sempre stato uno molto riflessivo e ci sono arrivato non con molto tempo, però pensandoci molto, il giusto per quello che poteva essere una decisione così importante. Quindi no, sto bene, ho fatto questo passaggio, diciamo che sono stato un pochino spinto anche dall'opportunità di iniziare questo nuovo percorso, e dal momento mi ci sono buttato con tutto me stesso, quindi anche il pensiero è talmente focalizzato a questa nuova avventura che non sono del tutto riuscito forse anche a comprendere quello che ho lasciato, quello che è il calcio giocato. Quindi, ad essere molto sincero, sarà che mi sta piacendo quello che sto facendo, sarà che il calcio, almeno a livello di visione, non mi sta mancando, perché ne sto vedendo più che mai, e per ora non sento questa forte mancanza di giocarlo, ecco, devo essere molto sincero. Poi, per carità, se mi dai una palla adesso sono il bambino più felice del mondo, perché la verità è quella un pochino mi manca, ecco, proprio il vero senso del gioco mi manca, però il resto per ora non lo sto sentendo. Arriverà prima o poi, però speriamo di no, però sicuramente adesso mi sto trovando bene in queste nuove vesti, mettiamola così. Chiaramente un grosso in bocca al lupo, Luca, da questo punto di vista. Crepi il lupo. Entriamo grazie. un po' sul discorso rosso-blu, perché c'è da dire che ci hai dato conferma praticamente subito, e questo ci fa tanto piacere, perché comunque, insomma, qualche stagione a Cagliari l'hai fatta, diciamo così. Hai vissuto tante situazioni, belle, brutte, però in generale è sicuramente stata un'esperienza ottima. Ti chiedo, come vedi oggi il Cagliari, con allenatore, un tuo ex compagno di squadra, e all'interno del Cagliari attuale tu hai giocato anche con Pavoletti e con De Jong, ad esempio, e quindi com'è questa situazione? Insomma, il tempo passa e cambiano i ruoli da un certo punto di vista. No, cambiano i ruoli, ma mi viene da dire che alla fine le dinamiche sono un po' sempre le stesse. Mi permetto di dirlo, io alla fine con Pavo, con Deio, con tanti ragazzi comunque li conosco, anche, c'è anche Gabriele Zappa, ce ne sono tanti che comunque che conosco, anche lo stesso Felici. Però uno su tutti in questo momento possiamo dire Fabio Pisacane, che è il leader, è l'allenatore, quindi comunque il comandante, diciamo, della squadra di oggi, con cui sono in contatto con tutti. Mi fa piacere anche condividere pensieri, opinioni. Io adesso con Fabio mi ero parlato all'inizio, ho fatto anche i complimenti per il grande inizio di stagione, perché veramente ha avuto, secondo me, un approccio ottimo, e che per me non era affatto semplice, ed è stato molto molto bravo a entrare subito
comunque in sintonia con i ragazzi e trasmettere la sua idea. È ovvio che anche a quel momento mi ero sentito ovviamente di dirgli, e lo ripeto in questo momento qua con voi, che purtroppo sappiamo come funziona il calcio, i momenti difficili arrivano sempre, Certo, per chiunque, per chi combatte per la salvezza, per chi combatte per l'Europa, per chi combatte per vincere il campionato, ci sarà sempre un momento difficile e quindi doveva arrivare, magari questo è arrivato adesso per il Cagliari, ma anche se comunque non mi sembra che lo stia subendo troppo, era fisiologico che magari qualche risultato potesse arrivare un pochino meno e l'importante secondo me per il gruppo, e lo è sempre stato per tutti i gruppi, è non subire troppo le pressioni esterne, perché fondamentalmente è sempre così, dall'esterno ti arrivano 1000 stimoli, quando stai andando bene sembra che devi vincere il campionato, quando c'è qualche risultato che viene meno è un fallimento, sembra che sta andando tutto a rotoli e ovviamente c'è sempre bisogno di tenere la barra dritta, come si dice, andare avanti sulle proprie convinzioni, non farsi trasportare dal vento. È il consiglio che ripeto sempre a tutti, ma che Fabio e tutti i ragazzi sanno benissimo, quindi sono convinto che stanno lavorando al meglio perché comunque anche l'ultima partita hanno fatto un gran pareggio a Como che non è affatto non è scontata. scontato. No, non è affatto scontata perché è una squadra che è molto in forma, che sta facendo benissimo e quindi io dico sì, possiamo chiamarlo periodo negativo ma neanche troppo. Poi ovvio qualche risultato può servire in più, magari avrebbe fatto comodo qualche vittoria in più magari con queste squadre che erano scontri abbastanza diretti come con il Verona Verona per Udinese ad esempio, esempio. sì, sì. Esatto, Verona Anche se Udinese. l'Udinese possiamo dire, anche Udinese e Sassuolo magari sono un po' più in Esatto, comunque alto. sono costruite in maniera, cioè, magari in maniera anche forse un pochino più importante, forse soprattutto dal punto di vista economico. Quindi non è, secondo me siamo in linea, ecco, siamo in linea. Si spera ovviamente sempre che si possa fare un campionato tranquillo per il Cagliari, però fa parte del percorso, ecco, un pochino di saliscendi. Poi speriamo che adesso ci sia una grande risalita. Assolutamente. Prima di passare la palla a Fra, ti chiedo un tuo giudizio su Mina, perché in questi giorni se ne sta parlando tantissimo, anche in maniera eccessiva direi. Però ecco, un giocatore come Mina, qual è il tuo pensiero? E l'avresti voluto come compagno di reparto? Perché comunque lo vediamo che è anche un giocatore che stimola i propri compagni a dare sempre il 101% ed è un giocatore, tra virgolette, molto furbo, molto scaltro, ma che non possiamo mettere in dubbio la sua esperienza internazionale. No, no, ma fa appunto perché forse magari cioè, passano anche in secondo piano le sue, comunque le sue qualità tecniche, perché comunque è un giocatore di alto profilo, quindi questo secondo me è indubbio. È ovvio che probabilmente la sua caratteristica principale o che salta all'occhio a tutti è il suo grande carisma, il suo grande carattere, ne fa la sua forza, perché non lo possiamo negare, ne fa la sua grande forza e riesce in questa maniera spesso e volentieri ad annullare il diretto avversario, come è successo nell'ultima partita, ma come è successo a tantissime altre partite, magari in più o meno in maniera efficace, ma l'avversario diretto lo vedi sempre un po' in difficoltà, quindi non ti posso dire che avercelo a fianco, sapere che almeno psicologicamente uno te lo mette in difficoltà o anche più di uno, non è poco. Non è poco, poi comunque no, non lo conosco personalmente, ma sono convinto che sia uno che ti sappia comunque trasmettere, spero in maniera positiva, questa sua energia a tutti gli altri. È ovvio che va conosciuto, va interpretato, ma secondo me tutti i compagni l'hanno imparato a conoscere, sanno prendere da lui questa energia e trasmetterla in campo, ma vedo che tutti ne parlano sempre in questa maniera, sempre molto positiva, che infonde energie importanti alla squadra, quindi sicuramente è un elemento molto importante per il Cagliari. Fra? Io volevo chiedere a Luca, uno dei temi di questo ultimo periodo storico, proprio in generale a livello di tattica del calcio italiano, si parla tanto di un calcio molto difensivo, di un calcio poco spettacolare, di un calcio in cui
si tende più a guardare il dato rispetto a quello che poi effettivamente magari possa essere lo spettacolo o qualcosa del genere. Chiedo a te, da difensore, non da ex difensore, proprio da difensore, perché è brutto dire ex difensore, da difensore ti chiedo, è effettivamente così? Cioè, nel senso, c'è una esasperazione dell'aspetto difensivo, della ricerca di equilibrio, perché ieri si parlava a lungo, anche dati alla mano, c'è una grande diffusione un po' del 3-5-2 in Italia, sia in Serie A, Serie B, che anche in Serie C. Si cerca sempre di giocare sull'avversario, di cercare di limitare l'avversario invece che magari provare a far emergere i propri valori tecnici da quel punto di vista. E una delle accuse che viene fatta al Cagliari di Pisacane, soprattutto da molti tifosi con gusti evidentemente prelibati, è quello di fare un calcio troppo attendista, di fare un calcio da catenaccio e contropiede, per usare due parole del passato che oramai non hanno più senso di esistere, però danno comunque un minimo di interpretazione a quella che è l'idea. Secondo te è davvero così? Cioè, il calcio quanto è cambiato in quest'ultimo periodo? E va in quella direzione? Che il calcio no, sia cambiato, è sempre in continua evoluzione, quindi sono cambiate tantissime dinamiche. Poi mi viene da dire che in Italia non è che siamo stati mai troppo famosi per il calcio spettacolare, ma anche prima probabilmente che io nascessi, no, nel senso che eravamo famosi per il catenaccio, quindi mettiamola così, diciamo. Allora a questo punto mi viene da dire che non è cambiato così tanto. Però non trovo, nel senso, anzi, come abbiamo visto anche in Italia, si è sempre più diffusa la volontà anche di giocare, dello sviluppo da dietro, sviluppo con il portiere, che è sempre più coinvolto in maniera propositiva anche a livello di gioco di piedi, quindi direi che è cambiato molto, si sta andando molto in quella direzione. Poi, come tutte le cose, ci sono sempre un pochino, la coperta è sempre un po' corta, ci sono sempre un po' le mode, mi viene da dire, e quindi in questo momento c'è un po', secondo me, una ricerca un po' del gioco e l'altra parte anche dell'equilibrio. Mi è toccato anche il tema dei duelli dell'uomo contro uomo. Quella è un'altra filosofia che in tanti stanno sposando, nata da Gasperini, perché è inutile nascondercelo, ha funzionato, ma anche quella io ritengo che sia un modo di giocare non semplicissimo, va saputo trasmettere, non si può fare così in maniera molto semplice, della serie prendi il tuo riferimento, lo segui fino alla morte, perché non è proprio così. Quindi sono tanti modi di vedere il calcio. Io dico sempre: il calcio è bello perché è vario, perché tutti la pensiamo in maniera diversa, perché si può esprimere in mille maniere, e in questo momento, magari andando sul tema Cagliari, ci può stare che magari in certe partite siano state interpretate in maniera un pochino più attendista. Sono scelte che vanno fatte. Poi è ovvio che bisogna sapere anche un pochino distinguere quello che è la volontà. Cerchi lo spettacolo o cerchi il risultato? Perché anche il tifoso, sai, a volte si diverte un pochino, giustamente, a commentare, lo faccio anch'io, sono qui per questo, quindi stiamo facendo questo in questo momento. Però poi fai il calcio spettacolare, perdi. Io ho avuto un allenatore che era probabilmente un maestro in questo, e se io guardo il Barcellona di oggi, sai che chi penso subito in un secondo a Zeman, ma in un secondo proprio mi sembra lo stesso identico calcio, fatto molto prima di Flick in questo momento. Era un calcio sicuramente spettacolare, perché era super offensivo, non esisteva indietreggiare, la difesa doveva andare sempre in avanti. Era rischiosissimo, probabilmente fatto a Cagliari forse era un po' troppo azzardato, perché non avevamo la forza del Barcellona di far 5 gol a partita. Però era sicuramente calcio offensivo, ma magari in quel momento non ha funzionato, perché poi alla fine sappiamo com'è andata, per quanto ci sono state partite spettacolari molto belle in cui potevano finire anche meglio, perché dati alla mano potevano finire anche meglio.
però poi conta il risultato finale, quindi è difficile da dire è meglio fare così o meglio fare cos'ha. No, faccio un pochino fatica. L'importante è che si raggiunga in maniera più bella possibile il risultato, ma poi ci sono i momenti, magari in questo momento io condivido anche un po' la scelta di Fabio di cercare un pochino più, di essere un pochino più pragmatici, mettiamola così, anche perché comunque magari ad oggi c'è bisogno di quello. Poi quando magari la classifica ti sorride, ti dà fiducia, i risultati arrivano, c'è caso che magari anche la fiducia dei giocatori cresce e c'è la possibilità di diventare un pochino più spumeggianti, chiamavano così, un pochino più belli, un pochino più divertenti. Ad oggi è un equilibrio sempre un pochino precario che va saputo un po' leggere in ogni situazione. Però sì, adesso mi hai fatto una domanda un po' più generale, non credo che in Italia siamo comunque troppo difensivisti, magari che siamo un pochino più forse bravi su quel tema, mi viene da dire, Esatto, cioè rispetto a si tanti altri punta paesi. a quello che è il proprio valore principale, che probabilmente è appunto quello della tattica, è quello di cercare, no, appunto di Sicuramente fare meno errori. siamo i migliori in questo, se in altri paesi ci lavorano molto, ma molto, molto di meno rispetto a noi dal punto di vista tattico e magari anche difensivo. È la verità, è un dato di fatto. Non lo so chi ha più ragione, ecco, mettiamola così. Sì, no, beh, certo, cioè, no, era giusto per, appunto, per avere un'idea appunto, da uno che poi è del mestiere, come si suol dire. Luca, ci Poi sono per un paio di carità, da domande. spettatore anche io preferisco vedere No, ma ci mancherebbe, un certo, certo. 4-3, un 5-4 che uno 0-0, Però a sincero. Se favore, vinci, però a però, favore. soprattutto, se Esatto, Se vinci. però a perdi, favore. Però a Che se favore. Dico, vedete perdi, che... se perdi poi diventa un po'... no, su questo c'era la battuta perché ogni tanto mi sento con i colleghi di Frosinone che ogni volta mi ricordano quel famoso Cagliari-Frosinone 4-3 dopo che loro erano in vantaggio di 3-0 che non si sono ancora ripresi da quella famosa partita. Veramente. Perché comunque è una cosa che ti rimane, è ovvio da questo punto di vista. Ci sono tante domande, tanti saluti ovviamente Luca. E allora c'è questa sul discorso relativo. Ricordiamo a tutti che sei felice a Cagliari è solo merito di Cepitelli, si dice Sporticus. È vero? Felici? Sì. Ma no, no, guarda, se devo dire di Mattia è stato tutto merito suo. Ha fatto un gran campionato, eravamo insieme, ha fatto un gran campionato, poi mh, se mi hanno chiesto qualche parere, ovvio che Mattia ho sempre parlato benissimo e ne parlo bene perché anche magari quest'estate che era forse messo un po' in discussione, Sì. poi è stato bravo secondo me a credere in questa possibilità e secondo me sta avendo del tutto ragione perché ha avuto molto spazio e le volte che ha giocato secondo me è stato sempre molto incisivo. È ovvio che non la può risolvere da solo, ma io credo che tutte le volte che è stato chiamato in causa è stato sempre molto, molto positivo, quindi sono molto contento di quello che sta facendo e che sta dando al Cagliari. Poi non mi prendo nessun merito assolutamente, è stato un'intuizione sicuramente. Aspetta che è saltato un attimo la connessione. Sì, è saltata la connessione. Mi avevo perso un secondo. Sì. Ok, ok, eccoci Eccoci. qua, perfetto. Dicevo che non mi prendo nessun merito comunque, no, no, assolutamente non è merito mio. Ok, ok. Poi No, c'è sempre su anche... Felici, Vai, aspetta, vai, sempre vai, su vai, Felici vai. ho una domanda mia, perché ho Ruolo. l'impressione che, no, più che altro la mia impressione è che lui abbia dei numeri all'interno della rosa del Cagliari che non ha nessuno, cioè neanche i giocatori più tecnici in assoluto, neanche, che so, il Gaetano di turno, cioè mi sembra che abbia delle intuizioni soprattutto, al di là di quello che poi è il discorso meramente tecnico, che ma forse in pochi hanno in Serie A in generale, ha quella sana ignoranza da ala anni 90, no? Ok? Che infatti poi ogni tanto quando gli riesce la giocata fa delle cose clamorose. Però gli manca un po' di continuità. Secondo me gli manca la continuità soprattutto a livello di forse di concentrazione, di comprensione totale di quello che poi magari è anche il suo potenziale. Cioè mi sembra che ancora non abbia capito quanto può essere devastante
in Serie A. Secondo te è così? Cioè, oppure è solo una mia impressione? No, sono d'accordo. Sono d'accordo nel senso che lo conosco bene. Lui ha grandi potenzialità, secondo me, e lo sto dimostrando, ripeto, deve probabilmente crescere nelle scelte, quello che dico io, che magari lui tende a essere, come dici te, un pochino ignorante da questo punto di vista, nel senso che a lui piace puntare all'uomo e spesso e volentieri lo salta, però magari forse lo tenta troppo spesso questa giocata. Quindi io quando parlo di scelte, secondo me dovrebbe imparare a riconoscere in maniera più efficace quando è la situazione che è nella condizione di dover puntare l'uomo, saltarlo e provare la giocata, quando è nella situazione di magari fare qualcos'altro piuttosto che appoggiarsi, o andare dentro il campo. Una cosa che io dicevo un pochino Un po' più di spesso a lui, praticità, forse, un po' di no? praticità, di mettersi ancora di più al servizio della squadra, benché lo stia facendo bene. Se riesce a fare questo step, secondo me, visto che ha grandi qualità dal punto di vista sia tecnico che atletico, perché ne ha, se riesce a fare questo step anche tecnico, se riesce a fare questo step dal punto di vista mentale, di scelte, di essere un pochino più pratico in alcune situazioni, per me può essere veramente un ottimo giocatore in questo campionato. Tra l'altro poi chiudiamo l'argomento Felici. Io ero sabato a Como e ho visto 4 esterni del Como, uno più forte dell'altro, intendiamoci, c'è da Diao, Addai, Kun, Rodriguez e via dicendo. Per certi movimenti, per certe cose, Felici per me sarebbe perfetto nel Como di Fabregas in questo momento, perché effettivamente ha quella giocata, quella capacità anche di riuscire a occupare bene gli spazi come fanno gli esterni di Fabregas, che hanno in pochi. Però, appunto, torniamo al discorso della lucidità, della praticità, forse anche della consapevolezza del momento della partita, della comprensione piena, no, del momento della partita, deve ancora fare quel salto in avanti, però effettivamente ha dei mezzi. Cioè, la giocata che ha Felici non ce l'ha nessuno nel calcio, non ce l'ha Luvumbo, non ce l'ha... Veramente non ce l'ha nessuno. No. È uno di quei giocatori che comunque ti salta l'uomo. Si parla sempre del calcio, che mancano questo tipo di giocatori. Si parla sempre di questo tema ed effettivamente è vero. E lui è uno che l'uomo lo salta, la giocata la tenta e ben vengano questi generi di giocatori. Poi ovvio che deve essere al servizio della squadra, quindi c'è il momento, come dice nel Como, sicuramente sono anche molto più palleggiatori, dovrebbe imparare a entrare anche in quel tipo di gioco lì per calarsi magari in una realtà, come dici tu, come può essere quella del Como. Luke. C'è anche una domanda reparto difensivo, nel senso che Maggio Cagliari dice: domanda percepite, non crede che al Cagliari servono più allenamenti sulle palle native sia in difesa che spesso prendiamo gol, ma io la vado un po' in generale, perché in generale quest'anno, ma anche negli altri campionati, ci sono molti più gol da palla nativa. Quindi io non penso che, ma l'ha detto anche Pisacane, che fanno degli allenamenti specifici, ma anche quando giocavi tu gli allenamenti sono sempre fatti. Il problema è che chiaramente si segna meno e forse si fa più allenamento per sfruttare al meglio le palle native. C'è una tattica clamorosa in Italia, possiamo dirlo questo, forse anche eccessiva. Mi viene da pensare a un Pereiro che ha avuto sempre tanta difficoltà nella tattica, perché non possiamo mettere in dubbio come giocatore. E ti faccio anche una domanda su di lui, perché voglio capire se è reale quello che si diceva o se pure erano voci e basta. Iniziamo sul discorso tattica, palle nativa. No, palle native sono fondamentali nel calcio in generale, nel calcio di oggi, ma penso che adesso chiunque squadra, spesso, anzi tante squadre hanno a volte proprio l'uomo che si occupa solo di palle native e quindi si lavorano tantissimo sia in fase offensiva che in fase difensiva. Lo lavorano tutte le squadre e le lavorerà benissimo anche il Cagliari, perché tendenzialmente c'è sempre un giorno in cui si dedica maggiormente a quel tema lì. È ovvio che va a periodi, va a interpretazione, anche lì ognuno la vede a proprio modo, che chi difende a zona, uomo, a chi fa la linea, chi fa il castello, ci sono tante interpretazioni e bisogna trovare quella giusta, mi viene solo a dire quella che si sposa di più con la squadra che hai, in base ai centimetri che hai, la fisicità, al tempo che hanno nel salto.
piuttosto che ha l'abilità nella marcatura, va trovato il giusto equilibrio in base alla squadra che hai e studiarla in maniera sia offensiva che difensiva, applicandola sugli uomini che hai. Punto. Poi che ci lavorino, ne sono convinto, ci lavorano tutti tantissimo. C'è chi veramente ne è maniacale, chi un po' meno. Adesso mi ricordo Sarri, che è uno maniacale dal punto di vista delle palle inattive, e ha tipo 30 schemi, non so, anche di più forse. Quindi sono importantissimi, sono fondamentali, vanno lavorati, ma lo staranno facendo, lo fanno tutti, e va trovato la giusta alchimia, ecco, diciamo così. E invece Superero, perché comunque è un giocatore che si diceva che in allenamento faceva, cioè era incredibile, però poi in partita si accendeva ogni tanto. E si Gaston diceva che era così, cioè il discorso tattico un po' lo limitava. Ma non lo so, cioè io non la metto nemmeno dal punto di vista tattico il suo limite. Lui è un giocatore di grandissime qualità tecniche, che ti poteva trovare una giocata incredibile perché ha una tecnica veramente sopraffina, superiore alla media. Io quello che vedevo in lui, il limite che vedevo in lui era più dal punto di vista caratteriale, almeno da quello come lo vedo io. Nel senso che non riusciva a essere Decisivo come in così allenamento. famelico, mettiamola così, con quella Ok. cioè, giocava forse anche troppo per il piacere di giocare, però c'erano situazioni magari che vanno lette, va capito. Io li finivo un uruguaiano atipico, perché se Eccolo. tutti un ospite. Un ospite. Esatto, grandissimo. Se tutti i uruguagi, mettiamo così, sono famosi per la loro garra, lui era uno tranquillo, anche fin troppo tranquillo, che magari se la viveva sempre un pochino la partita, ma ci sono dei momenti in cui deve essere più cattivo. Lui magari nella palla se la viveva sempre tranquilla, faceva sempre la giocata, magari bella, ma magari meno efficace, però quando gli riusciva era clamorosa, ecco. C'era questa doppia faccia. Io ricordo di una delle ultime conferenze di Maran, da allenatore del Cagliari, prima che poi venisse esonerato, e che poi addirittura ci fosse il lockdown, e quindi impossibile farle in presenza, però post conferenza era appena arrivato Pereiro, quindi avevamo chiesto così in camera caritatis come fosse. Mi ascolta, chiudo la porta. Sì. Esatto, E lui, me lo ricorderò sempre, disse: giocatore fortissimo, forse a livello tecnico il più forte che abbia mai allenato, però gli mangerei la testa perché in alcuni momenti gli dice una cosa e lui è nel suo mondo, e quindi effettivamente poi ripeto, all'epoca era appena arrivato, poi dopo diversi anni abbiamo capito che insomma non c'era era così sbagliato Maran dopo un paio di settimane. Insomma, la lettura dell'uomo era stata quella. È un peccato perché davvero probabilmente a livello tecnico, a livello di capacità, uno dei giocatori più forti che siano passati da Cagliari negli ultimi 10 anni, ma forse anche di più, perché davvero poteva fare, cioè, era il giocatore davvero che ti fa vincere 2-0 a Bergamo contro Gasperini così, cioè nel senso sì. E non ha saputo secondo me sfruttare appieno quelle che sono le sue grandissime qualità. Esatto. Altre domande ci sono, Luca? Allora c'era, dunque, ecco qua, era questa: cosa ne pensi da difensore del duo Mina e Luperto, all'aperto di Mina? Ti chiedo di Luperto, che comunque è un giocatore che ha tante esperienze in Serie A e che comunque è un punto fermo, magari ha avuto qualche problemino a livello di continuità in queste prime giornate, però subito è ritornato titolare, è ritornato devastante, da comunque, insomma, il duo Mina Luperto per una squadra che lotta per la salvezza, secondo me è tanta roba, come si dice. Ma io, ecco, non sono molto d'accordo, nel senso che non ha avuto per me non ha avuto chissà quale discontinuità, ecco. Poi il mio parere, secondo me, forse, questo adesso entro su quello che è proprio il mio pensiero, forse si parla troppo di Mina e troppo poco di Luperto, per come la vedo io. Per me, adesso nel mio pensiero ritengo quasi più importante Luperto che Mina, sotto certi punti di vista. Io lo vedo un ragazzo molto, ma molto intelligente, un difensore
di quelli che applicati, che stanno sempre sul pezzo, è un equilibratore, mi viene da dire, della difesa, quindi io sinceramente lo apprezzo tantissimo e lo vedo davvero un punto fermo. Poi magari io da spettatore, quindi un po' come tutti voi, lo conosco più da questo punto di vista, però se magari traspare di meno il suo lato caratteriale, non lo so, ma io sono convinto che ne abbia anche da quel punto di vista. A me piace molto come giocatore perché è molto pulito, molto ordinato e mi lascio dire, si va molto bene, si sposa bene, molto bene con Mina, perché se uno è molto più istintivo e fa della sua forza altri tipi di caratteristiche, Luperto secondo me è quello che mette più equilibrio, come la vedo io. E quindi secondo me sì, è un'ottima coppia. Poi c'è un'altra domanda. Per i difensori è più difficile affrontare gli attaccanti esterni che vanno verso il centro area o una punta di ruolo? Questo è un po' il... Dipende chi è l'attaccante esterno e chi è la Esatto. punta di ruolo. Dipende tutto da quello. perché, perché poi è una domanda veramente che Troppo eh, generale. è troppo generale, no? Dipende veramente dal singolo, perché poi ci sono attaccanti esterni vanno a 2000, veramente forti, e punte centrali fortissime. È ovvio che magari detta così, se c'hai un riferimento per certi versi, è un pochino più semplice dal punto di vista tattico, perché hai il tuo riferimento, nel senso che l'attaccante magari centrale che non svaria troppo ti dà un riferimento e quindi riesce a essere forse più ordinato, però è ovvio che poi dipende chi sia l'attaccante. Ecco. L'ultimissima, e poi ti ripasso la palla fra. Grande Cup, se ne vedono giovani cepitelli in giro? Ma ce ne saranno, per via. Non sono così speciale, dai. Non sono così speciali, quindi ce ne sono e se ne vedono, assolutamente sì. E vanno saputi coltivare come in tutti i ruoli. E i giovani, io sono convinto che ce ne sono in giro come ottimi difensori. Forse tornando un pochino a quello di cui parlavamo prima, che si parla di difensivismo e tutta questa storia qua, secondo me forse anzi c'è una cosa che almeno dal mio punto di vista si sta un po' perdendo, perché si pensa tanto a giocare, ed è giusto, io ero il primo a cui piaceva tantissimo giocare con la palla e impostare da dietro, però secondo me si sta lavorando poco dal punto di vista difensivo, proprio a livello di tattica individuale e tattica di reparto. Io sto vedendo sempre di più difensori che la giocano da soli. E secondo me il reparto fa la differenza, la posizione del corpo, la marcatura, tutte queste cose che vanno rinfrescate tutte le settimane, tutti i giorni, e deve essere una cosa così, e non lo so se si sta facendo, ma a vedere certe cose mi sembra che si stia andando un pochino sia un po' diminuita. Io ritornerei a lavorare un pochino più a livello anche di tattica individuale di reparto, piuttosto che pensare, ecco, al calcio Alle spumeggiante, impostazioni dal basso. che quello arriva, quello è importante, mi piace da morire, lo ripeto, però ci deve essere anche lì, intanto come il portiere, pensiamo a parare, pensiamo a difendere i difensori, poi dopo giochiamo pure a calcio e facciamo il gioco spumeggiante, però se ricordiamoci perché il nome si chiama difensore, C'è un giusto che motivo. sappiamo, c'è un motivo. L'italiano diceva quello, effettivamente, poi ha il suo significato. No, Luca, non abbiamo parlato di Caprile, mi pare, stamattina, no? Che è forse il vero top player di questo Cagliari. È arrivata finalmente la convocazione in nazionale. In tanti dicono che la metà dei punti che ha preso il Cagliari fin qui è merito suo, forse un po' esagerato, però chiaramente parliamo di un mostro, cioè almeno io, ripeto, ho visto tanti portieri in allenamento, seguendo i ritiri del Cagliari, però come Caprile, dicevo ieri, mi ha lasciato le stesse vibes di Barella nel 2018-19, insomma, per capirci. Cioè, è quel giocatore che probabilmente è veramente di un livello top. Ti aspettavi che potesse essere così continuo? Non potevo aspettarmelo, nel senso che anch'io
non gli avevo dato probabilmente questa importanza, ma perché lo doveva ancora dimostrare. Aveva fatto un gran campionato ad Empoli sicuramente, già ha fatto intravedere qualcosa di molto importante, perché poi è stato, l'abbiamo visto il suo percorso, però sì, senza dubbio, non sto a guardare la matematica, metà di punti e non metà di punti, però ad oggi è sicuramente l'uomo più importante del Cagliari, perché lo sta dimostrando, ma non solo dal punto di vista delle parate, grandissime parate che sta facendo, grandissime prestazioni che sta facendo, ma mi sembra anche dal punto di vista caratteriale, uno che sa veramente trasmettere sicurezza, che per un portiere sicurezza e coraggio, perché è anche molto coraggioso, lo vediamo nelle uscite, in tanti suoi atteggiamenti, l'uscita dai falli laterali, che è uno di quelli più coraggiosi che si vedono in questo ruolo. Quindi secondo me sta dimostrando di essere un grandissimo portiere e di poter anche ambire, come ben detto, a top, a un beh, sì. livello veramente molto alto. Di sicuro è l'uomo in più in questo momento. Meno male che ce l'ha il Cagliari, come dico sempre. Poi invece l'altra domanda, che è la prima che ti volevo fare, ma la facciamo per ultima, è quella legata a Rafael Kofler, cioè difensore del Sud Tirol, che il Cagliari quest'estate ha inseguito, ha provato a portare a Cagliari. Tu ci hai giocato, è così forte, così come sembra, e soprattutto, insomma, poteva essere un giocatore in più per questo calcio, in più nel senso non a livello numerico, intendo proprio come potenziale a disposizione di Pisacane. Cioè poteva essere molto utile, ecco, questo è un po'. Ma io sono convinto che Rafa può e deve ambire a quello che è il palcoscenico della Serie A. È ovvio che come tanti giovani ha tanta strada da fare, tante cose da migliorare, perché è un po' un diamantino grezzo dal punto di vista del difensore, però sì, secondo me è un giocatore che deve ambire. Poi non so dirti se oggi potesse essere l'uomo in più, quello probabilmente no, nel senso che non si deve ancora misurare con quel campionato e ha tante piccole cose da limare. Però è ovvio che, come tutti, le cose vanno lavorate, gli va data l'opportunità anche di sbagliare, perché la verità è quella, ma ha tutte le potenzialità per misurarsi nel campionato di Serie A. Secondo me è ovvio che dovrà essere bravo lui ad avere questa opportunità e dimostrarlo. E io, per quello che l'ho conosciuto, ha delle grandissime potenzialità, soprattutto, cioè, poi da oggi che il calcio comunque dal piano fisico se ne sta facendo comunque una cosa molto importante, un aspetto molto importante, con lui da quel punto di vista è veramente mostruoso. Lo posso mettere per iscritto, cioè non sembra, non appare molto da quel lato lì, ma vi assicuro che ha dei numeri pazzeschi dal punto di vista fisico, quindi sì, da quel punto di vista è sicuramente prontissimo per la Serie A. Va un pochino smussato sotto altri punti di vista, ma sono convinto che può essere un ragazzo che, cioè sarà un ragazzo che arriverà a giocare in Serie A. Se lo potessi accostare a qualcuno, a chi lo accosterei? Cioè, come chi ricorda fondamentalmente? Un scomodo, A grandi linee, ovviamente. scomodo, A grandi qualcuno di linee. importante, ma dico un Chiellini, dai. Eh, Un po' sporco, un po' in quella maniera non lì, molla ma mai, molto fisico. però sì, molto sul pezzo, poi un ragazzo veramente super concentrato, quindi un po' sporco, ma ha una grande potenzialità fisica e può essere quel tipo di giocatore lì, ovvio. Poi adesso scomodato un grandissimo, Certo, però... no. Però per avere un riferimento, ecco, esatto. per chi magari non guarda molto la Serie B. Luca, abbiamo altre domande oppure lo possiamo anche salutare, perché immagino che avessi promesso un quarto d'ora, lo stiamo sequestrando come sempre. Esatto. Ti salutiamo con Stefano, il nostro abbonato, grande Luca Cepitelli, grande capitano, e ovviamente Luca, noi ci risentiremo nel proseguo della stagione. Quando viene a Cagliari? Esatto. Questa è l'ultima domanda.
Come, scusa? Quando viene a Cagliari? Sono a Cagliari in questo momento. No, nel senso, quando vieni, ti vai allo stadio, insomma, che così possiamo anche averti in diretta e ci facciamo una bella chiacchierata anche Allora, no, un allo pre-gara. stadio In questo sono senso venuto, era. sono venuto sia col Parma che con il Bologna anche. Non ci siamo Quindi beccati, ok. La prossima magari riusciamo sono già a venuto un paio di accalappiarti. volte. Verrò sicuramente, dai, quando c'è l'occasione. Vengo con piacere, perché mi fa piacere, l'atmosfera dello stadio mi fa super piacere. L'ultimissima, questa è perché il nostro Jeff, chi ha tifato tra Cagliari e Bari durante lo spareggio? Allora, non ho tifato, devo essere sincero, nel senso che dentro di me poteva esserci una, una speranza, però era veramente difficile, perché da un lato volevo che il Cagliari tornasse subito in Serie A e forse lo volevo un po' di più, lo ammetto, ma solo perché c'era stata una delusione lo scorso anno troppo grande, l'anno precedente troppo grande, e quindi volevo che fosse subito cancellata, e quindi ero un pochino più preponderante da quella parte lì. Dall'altra, per me il Bari in Serie B non ci fa nulla. Una piazza che non c'entra proprio nulla con la Serie B, e quindi mi auguravo che comunque potesse tornare in Serie A, me lo auguro da tantissimi anni e spero possa arrivare in questo momento, perché non sopporto vedere una piazza come il Bari ancora in Serie B e che fa fatica a competere anche per vincere il campionato, quindi questo è veramente una cosa che non riesco ad accettare. Beh, se parliamo sempre di partite clamorose, da quella partita lì il Bari non ha più lottato per salire in A. Nonostante Sicuramente sì, squadre fatto forti, fatica a organici ripetere quel forti. tipo di campionato, sì. Sì, una Ma piazza la dove Serie B, comunque è tosta la la Serie Serie Ma B è la un Serie B inferno, lo ragazzi. conosciamo, è un campionato veramente È assurdo, un difficilissimo, inferno. e anche il Cagliari quell'anno lì E beh, è è ritornato stato Ser Claudio è stato entrare in Serie A. un'altalena di emozioni, Mamma perché mia. poi ha fatto una rincorsa incredibile, perché è un campionato veramente tanto equilibrato. Perfetto, Va bene. perfetto. Luca, Luca, grazie davvero grazie. di essere stato con noi. Grazie a Così a voi, è lungo. Ci stato vediamo un piacere. presto. Ci A sentiamo Bene. presto. presto. Un Buona Grazie. abbraccio. Ciao giornata. Ciao, Luca. ciao, un Ciao, Ciao abbraccio. ciao. ciao, ciao ciao. Eccoci qua. Oggi l'abbiamo trattenuto parecchio. Vabbè, Oggi, ci sta. invece gli altri giorni chiudiamo in Sono anticipo. le 11:24, non me ne ero reso conto dell'orario. Sì, sì. Io ero credo fosse tipo 11:05, 11:10. Sì, No, sì, no. sì. Fidati. Fidati. Ormai dalle 10 Ormai non verranno più, guarda, non verranno più. Non verrà più nessuno perché No. ci sei tu che li sequestri, quindi guarda. Mi chiedono, ma quanti minuti? Guarda, un quarto d'ora esagerando, esagerando. Eia. Beh, si dice mezz'ora, no, ma un No, quarto hai d'ora ragione. esagerando. Hai ragione. E salutiamo anche Gian Joy, grazie mille per essere Gian Joy, nuovo. fantastico. Grande, Fantastico. nuovo abbonato. Chiaramente ti aspettiamo sul canale Telegram, quindi prendi pure i dati. Se non riesci a entrare nel canale Telegram, scrivici nei social, così ti facciamo inserire all'interno del canale Telegram. E grazie mille, insomma, anche oggi due belle chiacchierate. Ho trovato un mio, come posso dire? Coetaneo. Sì, dai, coetaneo, ok? È un mio coetaneo di nome, quindi in ogni caso oggi È un tuo omonimo. oggi è Un coetaneo e un omonimo. È la puntata X, Eia. dove oggi ti sei ritrovato 51. sempre 51 come la tua età, diciamo così, va bene. Non ti posso La tua fare età, gestacci, la te tua posso fare. età, la tua età fisiologica, diciamo così. Va bene, ragazzi. Chiudiamo. Direi di sì, dai. Sono le 11:26. Sì, Anche perché poi dopo coetaneo di nome non possiamo pensare di dire frasi più belle di queste, perché effettivamente Esatto. chiudiamo che è meglio. Salutiamo anche gli amici della Raimond che tra l'altro hanno vinto nell'ultimo turno, visto che li cita Gianluca Magico Cadere. State ancora un'oretta, tanto è presto. Sì.
Dobbiamo fare 5 ospiti così, ogni giorno maratona e poi ci ricoverano. In geriatria uno, insomma, e a me cardiologia all'altro. No, a tu in geriatria, a me su beccio sei tu. Quindi. Va bene, allora ragazzi, ci vediamo domani. Con sì, Buongiorno 131, poi domani sera ci sarà appunto anche la diretta di Fanta 131 live, speciale mercato, speciale abbonati, cioè nel senso non è solo per gli abbonati, ma per far capire, no, quanto sia importante abbonarsi poi per avere i 5 scambi extra in questo mercato. E basta. Però domani mattina Cambiaghi ha lasciato la nazionale, il ritiro della nazionale, quindi un altro molto interessante. Ecco, molto interessante. Così. Non è mio, quindi ecco perché. va bene così. Va bene. Bene, ci vediamo domani signori e signore. Ciao a tutti, Silvia. Buona giornata. Ciao Fra. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare, c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.